Ragusa è la Sicilia in due atti, barocco e mare, senza perdere tempo né soldi. Io ti porto in un itinerario semplice, tra Ragusa Ibla e Marina, con soste furbe per foto, ombra e sapori veri. Vedrai la vista che spiega la città in un colpo, un duomo scenografico e la strada più bella verso la costa. Molti saltano tra quartieri in auto e finiscono per perdere il ritmo. Oggi facciamo il contrario. Comincio dalla 10ª posizione, Santa Maria delle Scale, il punto che ti fa leggere Ragusa come una mappa. Arriva presto al tramonto e piazzati sul muretto, davanti a Ibla con le cupole e dietro la città alta. Qui spendi zero e capisci subito dove andare dopo. Se viaggi leggero, scendi a piedi verso Ibla. Sono più di 300 gradini, quindi scarpe comode e una bottiglia d'acqua, soprattutto d'estate. Se invece vuoi risparmiare energie, fai la discesa e poi risali in bus o taxi. Prenditi circa 30-40 minuti con soste. Gli scorci migliori sono a metà scala. Da qui al Duomo poi sono circa 10 minuti a piedi. Tra poco ti mostro il Duomo che ti spiazza. Al 9° posto metto il Duomo di San Giorgio. L'effetto sorpresa qui è reale, perché lo vedi apparire all'improvviso tra due vicoli. È una delle icone del barocco della ricostruzione dopo il terremoto del 1693, con progetto affidato a Rosario Gagliardi. Il trucco è non fermarti subito in piazza, sali 2 rampe della scalinata e poi voltati, così prendi facciata e cupola nello stesso frame. L'ingresso di solito è libero o con offerta e dentro conviene restare almeno 20 minuti per far lavorare la luce che cambia. Orari e celebrazioni variano, io controllo sempre il sito ufficiale prima di entrare. Uscendo, guarda i balconi attorno. La prossima tappa è a meno di 5 minuti a piedi. Aspetta, i balconi qui raccontano più delle chiese. In 8ª posizione ci sono i palazzi nobiliari di Ibla, perché qui il barocco non lo guardi, ti guarda lui. Fai una cosa semplice, cammina lento e tieni gli occhi sulle mensole dei balconi, i mascheroni. Palazzo La Rocca e Palazzo Cosentini sono tra i più scenografici, con facce grottesche e animali scolpiti che sembrano parlare. È gratis e ti basta un quarto d'ora per vedere i dettagli migliori. Se vuoi risparmiare, evita tour mordi e fuggi. Con una mappa offline fai un giro perfetto. Errore comune: fotografare dal centro strada e tagliare le sculture. Appoggiati al muro opposto e usa lo zoom, viene meglio. Da qui, in circa 3-4 minuti a piedi, arrivi alla chiesa con la cupola blu. Il prossimo scorcio blu è il più fotografato. 7ª tappa, Santa Maria dell'Itria, la cupola blu che spunta tra i tetti e accende Ibla. Per lo scatto migliore vai sulla salita Commendatore e inquadra il campanile di 3/4, le maioli che rendono di più con luce laterale, mattina o tardo pomeriggio. Se la chiesa è aperta, entra 5 minuti per vedere gli altari in pietra chiara. Se è chiusa non perderci tempo, perché il colpo d'occhio è esterno. Qui bastano 15-20 minuti. Per risparmiare prendi un dolce in una bottega di quartiere invece dei locali Vista Duomo. Se questo itinerario ti sta evitando giri a vuoto, iscriviti al canale. Adesso rientriamo nei vicoli. In circa 5 minuti a piedi sei tra le strade di Ibla. Tra poco capisci perché qui ci si perde bene. Al 6° posto ti porto nei vicoli di Ibla. Qui la mappa conta meno del passo. Cammino un'ora lenta tra stradine, cortili e piazzette e mi lascio guidare dalla luce. Se ami Montalbano, riconosci angoli diventati vigata, ma io cerco oltre la fiction: botteghe, profumi di cucina, insegne antiche. Per evitare folla e prezzi gonfi, vado al mattino presto, oppure subito dopo pranzo, quando i gruppi si diradano. Se hai poco tempo, scelgo un solo asse di vicoli e tengo il Duomo come riferimento per non fare giri inutili. Se vuoi risparmiare, mi fermo in un bar laterale lontano dalle piazze più celebri. Stessa atmosfera, conto più leggero. Dal cuore di Ibla al giardino Ibleo ci arrivi a piedi in circa 10 o 12 minuti. Tra poco la pausa verde che quasi nessuno si prende. A metà classifica, 5° posto, Giardino Ibleo. La pausa che ti salva quando Ibla inizia a farti camminare troppo.
È un parco ottocentesco all'estremità del quartiere, con viali ombreggiati e affacci sulla valle. Entra anche solo per respirare 10 minuti. Se viaggi low cost, qui puoi fare una merenda comprata in città altra, invece di sederti al ristorante. Il momento migliore è tardo pomeriggio, quando la luce scende e la vista diventa più morbida. Appena fuori trovi il portale di San Giorgio, ciò che resta dell'antica chiesa distrutta dal terremoto del 1693. Guardalo da vicino, è una lezione di resilienza in pietra. Da qui, per tornare a Ragusa Superiore, io consiglio bus o taxi. In circa 10 minuti sei su. Il salto in città alta cambia tutto. Fidati. Quarta posizione, Ragusa Superiore e la Cattedrale di San Giovanni, per capire la seconda anima della città. Qui le strade sono più larghe e razionali, si arrivi in auto è spesso più comodo parcheggiare su e scendere a Ibla solo per la parte scenica. In piazza entra in cattedrale per 10-15 minuti, è il tassello che completa la storia della ricostruzione. Se vuoi spendere poco, questo è il quartiere giusto per fare spesa, prendere un panino o un caffè a prezzi locali. Un errore comune è trattare Superiore come solo passaggio, invece usala come base logistica, soprattutto se hai una sola giornata. E adesso si esce dalla città. Per il castello di Donna Fugata conta circa 20 minuti di auto, oppure verifica i collegamenti pubblici. Medaglia di bronzo, il castello di Donna Fugata, una dimora ottocentesca che sembra un set, a circa 15 km da Ragusa. Non aspettarti un castello medievale, qui il gioco è tra sale, corridoi e scenografie, poi il parco con labirinto e angoli ombreggiati. Metti in conto almeno un'ora e mezza, 2 se ti piace fotografare. Orari e giorni di chiusura cambiano tra estate e inverno, spesso il lunedì è chiuso. Io controllo sempre il sito ufficiale prima di partire. Se vuoi risparmiare, porta acqua e uno snack. Dentro e nei dintorni i punti vendita non sono sempre comodi. Quando riparti, non correre verso il mare. La strada nella campagna iblea è già parte dell'esperienza e in pochi minuti cambia tutto. Dopo, la campagna ti regala la Sicilia vera. Al secondo posto c'è la campagna iblea, perché ti fa capire Ragusa senza parlare. Tra carrubi e ulivi, i muretti a secco disegnano il paesaggio come una trama bianca. È un sapere contadino che l'UNESCO tutela come patrimonio immateriale. Se sei in auto, fermati in uno spiazzo sicuro e fai 5 minuti di silenzio. Sentirai solo vento e campanacci. Per un'esperienza autentica e anche economica, compra ragusano DOP da un produttore o in un alimentare di paese. Spesso spendi meno che in centro. Se hai poco tempo, vivila come tappa di passaggio verso la costa. Se hai un giorno in più, valuta una masselia con degustazione, prenotando. Adesso chiudiamo in bellezza. In circa 20-25 minuti di auto sei a Marina di Ragusa. Manca l'ultima cappa, il tramonto sul mare. In vetta metto Marina di Ragusa, perché dopo il barocco qui capisci cosa vuol dire staccare davvero. La spiaggia è lunga e comoda e negli anni ha ottenuto riconoscimenti bandiera blu, un buon segnale su servizi e qualità delle acque. Se vuoi risparmiare, scegli tratti di spiaggia libera e porta un telo. Se preferisci comodità, i lidi sono pratici, ma i prezzi cambiano molto, quindi confronta prima di sederti. Per evitare il caos, punta al mattino presto o al tramonto. Il lungomare si riempie di vita e il porto turistico è perfetto per una passeggiata. Tempo minimo mezza giornata. Ideale una sera con cena semplice di pesce, lontano dal primo locale sulla promenade. E se sei qui in estate, ricordati crema e acqua. Il sole del sud-est non fa sconti. Prima di chiudere, ti riassumo l'itinerario perfetto. Dalla pietra dorata di Ibla alla sabbia di Marina, Ragusa ti offre 2 viaggi in uno, senza chiederti corse o budget folli. Se hai una sola giornata, fai Ibla al mattino e mare al tramonto. Se ne hai 2, aggiungi Donna Fugata e la campagna con calma. Adesso dimmelo nei commenti, ti attira di più il barocco o il mare? Iscriviti e attiva la campanella se vuoi altre guide pratiche di Sicilia e salva questo video per quando parti.